Crea sta dimostrando in questi giorni, ma anche con l'evento di oggi, che è possibile appunto creare valore, cioè la ricerca è in grado di aggiungere valore a tutta una serie di attività. Si parla molto spesso di trasferimento tecnologico, ma oggi siamo qui per dimostrare che la nostra capacità di essere con i nostri bravi ricercatori e le nostre bravissime ricercatrici sulle filiere imprenditoriali è la dimostrazione di come la ricerca può aiutare a produrre di più e produrre meglio, ma soprattutto intervenire anche in caso di criticità. È la testimonianza delle attività che abbiamo svolto in questi ultimi mesi a supporto del comparto florovivaistico e soprattutto della criticità legata alla farfallina, la cosiddetta focaccia, perché è un problema appunto ad esempio per le esportazioni. Quindi noi siamo in grado tramite i nostri ricercatori di intervenire anche in casi emergenziali. Ovviamente la ricerca crea valore se si investe nella ricerca, quindi dobbiamo essere anche in grado di stimolare nuove risorse e nuove capacità di mettere a terra questo processo innovativo.